Bentornati e bentrovati a Storie. Giungiamo con questa puntata ad un epilogo importante che riguarda una parte di letteratura decisiva per il mondo greco. È quella letteratura che viene raccontata nel VI secolo a.C., composta, prodotta, raccontata nel VI secolo a.C., un'epoca di grande transizione in cui emergono fattori fondamentalmente nuovi. L'autore a cui ci rivolgiamo con più attenzione in questa puntata è Pindaro. Pindaro, di cui abbiamo già detto diverse cose nella puntata di ieri, famoso per i voli pindarici, per essere quindi un autore non estremamente conseguenziale, che dice che la cosa più importante di un uomo è la sua virtù, è la capacità di esercitare una virtù profonda, fondata, coltivata. La forza di un uomo sta nella sua aretà. Aretà è proprio la virtù profonda e coltivata. Ecco, Pindaro dice che l'uomo che pratica l'aretà è come un atleta. L'ideale etico di Pindaro è l'atleta che ogni giorno si allena, l'atleta che ogni giorno presta attenzione a quello che mangia, a quello che vede, a quello che fa, perché tiene al proprio corpo e tiene la propria capacità di entrare in gara. Dice, se l'uomo riuscisse a tenere la propria interiorità così come tiene un atleta al proprio corpo, allora avremo degli uomini pieni di virtù, degli uomini capaci di costruire virtù, degli uomini capaci di edificare una modalità completamente nuova di stare dentro la storia e dentro il mondo. Ed è questo che fa Pindaro. Pindaro rilegge un po' tutta la storia, tutta la mitologia, tutto quello che era la tradizione fino a quell'epoca. Per Pindaro è fondamentale essere nobili, è fondamentale appartenere al ceto nobiliare, in un'epoca in cui i nobili stavano tramontando. Egli vede nei nobili gli ultimi eroi romantici di un'epoca ormai giunta alla sua fine, al suo tramonto. Ecco, Pindaro è tutto questo. Pindaro è un uomo che guarda al passato pieno di nostalgia, ma guarda al futuro pieno di speranza, pieno di attesa, perché è come se vedesse nella possibilità di guardare più a fondo, più approfonditamente le cose, la possibilità inevitabile di costruire un bene, di costruire una società migliore. La cosa interessantissima è che a questo punto succedono due fatti importanti. Da un lato è come se la situazione, arrivati a questo punto, si complica non tanto a livello storico quanto a livello proprio intellettuale. Nasce tutta una generazione di intellettuali che comincia a farsi delle domande più profonde, che va oltre la virtù, che va oltre la capacità di allenarsi tipica dei Pindaro di quest'epoca, che vogliono costruire un uomo allenato e virtuoso, ma che entrano sempre di più nel senso, nella complessità delle cose. Sono gli eleatici. Gli eleatici sono coloro che fonderanno la scuola di Elea. Il più famoso è Eraclito, e loro ci porteranno veramente dentro la complessità. D'altro canto, il mondo greco dovrà organizzarsi. Atene e Sparta, che hanno lasciato ormai spazio a tutte le città di periferia, dovranno riconquistare il centro. Perché? Perché una minaccia arriva da Oriente. Si stanno per affacciare le guerre persiane. Sta per veramente cambiare un mondo e una modalità di guardare la storia. Eppure Pindaro è ancora lì, a guardare il mondo che finisce e quello che arriva, pieno di speranza, pieno di storie.